Mi chiamo Ludovico Mazzarolli e insegno diritto costituzionale e istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Udine, anche se sono padovano di nascita e residenza. Due parole sull'associazione che oggi ci ospita. Due parole su Identità Europea, che è un'associazione culturale che compie quest'anno 15 anni di vita. Basta guardarne con attenzione il logo per capire a che cosa si riferisce Identità Europea e che cosa vuole essere Identità Europea. Il sole rosso con al centro il monogramma costantiniano, uno dei modi più diffusi e fino a poco tempo fa direi più conosciuti. Se oggi lo è meno è colpa del fatto che le giovani generazioni conoscono sempre meno cose. Uno dei modi più diffusi per rappresentare il Cristo. Il rosso è tagliato in basso perché si tratta di un sole che sorge, o se mi è consentito, ma questa è una mia interpretazione del logo, è un sole che risorge, o che, visti i tempi grandi in cui viviamo, che tenta di risorgere con al centro il Cristo. L'associazione non è un partito politico, è un'associazione di uomini liberi, e anche qui una mia interpretazione, un'associazione di uomini liberi che cerca di ricordare ad altri uomini, però questi altri uomini devono a loro volta essere uomini liberi, cioè uomini aperti alla conoscenza. Cercano di ricordare come la civiltà cristiana è ineludibilmente la radice dell'Europa. A quest'ultima si può tentare di guardare in maniera unitaria. Cercando di superare i confini nazionali, se si parte dall'idea che tra i diversi paesi che la compongono, che sono arrivati a comporla, che desiderano entrare a comporla, vi sia una matrice comune. È difficile, se non impossibile, pensare a un'Europa unita, prima economicamente, ma allora giocoforza è un'Europa unita tra pochi, perché le economie da mettere in gioco devono essere simili. Allora, prima economicamente e poi con l'idea forse che si possa arrivare a un'Europa unita anche politicamente. Per ora questa è ancora una tensione, una aspirazione che trova sempre più difficoltà quanti più sono i paesi che si cerca di vedere uniti. È difficile pensare a un'Europa unita, vi dicevo, se non si riconoscano le peculiarità, le specificità di ciascuna nazione nell'unità. E la comune matrice cristiana è a questo scopo un elemento dal quale non si può e non si deve prescindere. Identità Europea ha avuto 3 presidenti. Il primo è il professor Cardini, che non ha bisogno di grandi presentazioni, ma neanche il secondo e il terzo per chi si occupa di identità europea. Il secondo è stato il presidente Francesco Maria Agnoli, e il terzo è l'attuale presidente, il professor console Adolfo Morganti. Tenendo conto di tutto questo, bisogna guardare a tutte le attività che questo gruppo di amici, accomunati da una matrice comune, è riuscito a porre in essere nel corso di questi 15 anni di attività, nello spirito di quanto fin dalla sua origine si proposero i soci fondatori, con l'approvazione dello Statuto, il cui articolo 3 mi ha colpito perché recita così: l'associazione si propone di favorire la conoscenza, la diffusione, l'approfondimento delle radici storiche, culturali e spirituali dell'Europa, intesa non solo come espressione geografica, ma soprattutto come identità profonda. Mi ha colpito perché non c'è un riferimento
alla comune matrice cristiana, pur con il discorso sul logo che mi sono permesso di ricordare. La radice storica, la radice culturale, la radice spirituale può mettere insieme le persone. Mostre, pubblicazioni, convegni, iniziative multiforme e multiple. Ed è in questa cornice che va iscritto il progetto Koinè Adriatica, portato avanti da Identità Europea con l'ambasciata del Montenegro presso la Santa Sede e l'Institute Historica del Montenegro, ma in cui si inserisce l'ormai altrettanto storica collaborazione con la Repubblica di San Marino, la quale, con le sue università d'estate, è giunta quest'anno al 17° corso residenziale. Mi verrebbe da dire, pensando alla Koinè Adriatica nel quadro di Identità Europea, che si tratta di una Koinè nella Koinè. Molte le iniziative anche del progetto, tra le quali quella di oggi. Quella di oggi è intitolata Le ali del leone, spazi di civiltà e diffusione culturale nel Mediterraneo veneziano. Titolo molto interessante anche per noi veneti, anche per i veneziani, perché non si guarda alla Venezia serenissima, alla dominante, tutte con le iniziali maiuscole. Si guarda alla Venezia capace di far crescere, di agevolare, di seguire la cultura propria di ciascuno dei paesi che si trovò in un determinato momento storico a governare. Dopo queste due parole di introduzione vorrei passare la parola alle due persone che ho al mio fianco, che faranno i loro interventi introduttivi prima di passare al nucleo vero e proprio del convegno che ci vede qui presenti. E così mi permetto di passare la parola a Sua Eccellenza Antun Sbutega, che è ambasciatore del Montenegro presso la Santa Sede. Prego, ambasciatore. Signore e signori, vi voglio prima salutare e dire che per me è un grande onore e anche un grande piacere essere qui con voi e poter fare questo discorso introduttivo. Io sono felice di essere a Venezia come sempre, perché mi sento veneziano, anche se non ho mai vissuto a Venezia, sono stato molte volte come adesso, però e vivo da 21 anni a Roma, diciamo, per montenegrino e romano più che veneziano da questo punto di vista, ma mi sento veneziano perché io provengo dalle Bocche di Cattaro, che per 4 secoli facevano parte della Serenissima, però anche prima, secoli prima, avevano relazioni molto intense con Venezia. E poi sono nato anche discendente di un'antica famiglia del luogo che ha fatto le sue fortune proprio in questo periodo veneziano, diciamo una famiglia di commercianti marittimi, navigatori, poi combattenti sulla terra e il mare con ottomani e con pirati barbareschi, insomma in ambito della flotta veneziana. E chi è stato nelle Bocche di Cattaro, soprattutto poi anche nelle cittadine circostanti, ha visto che ambiente, anche non solo urbanistico e architettonico, ma anche mentalità, ambienti interni delle case, delle chiese, è rimasto, anche se sono passati veneziano, anche se sono passati ormai più di 2 secoli dalla fine della Serenissima. Dunque ecco, questa è la ragione perché sono felice di essere a Venezia e sono soprattutto felice e onorato di essere qui in questo convegno, perché come già è stato detto l'idea di, diciamo, organizzare 3 convegni che si occupano dei temi adriatici che sono di interesse di tutti i paesi e popoli delle 2 sponde dell'Adriatico è nata in realtà più di un anno fa a quel convegno internazionale di altissimo livello a San Marino, che ormai ha 17 anni di esperienza, che si chiama l'Università d'Estate, dove ho avuto l'onore di partecipare negli ultimi anni, e dove con il professor Morganti parlandoci abbiamo
ha avuto questa idea di organizzare altri 2 convegni, uno a Montenegro e uno a Venezia, che si occuperanno dei temi di comune interesse, e dunque siamo riusciti, nonostante che questo è un periodo, come sapete, per la cultura un po' difficile, perché è periodo dal punto di vista finanziario e economico, come si dice, di vacche magre e così, però nonostante questo siamo riusciti, oltre a quel convegno che ormai ha una tradizione lunga a San Marino, a organizzare proprio un mese fa un convegno a Cattaro che credo che è riuscito bene, e poi ecco questo terzo adesso a Venezia. Naturalmente l'idea non è solo di organizzarli quest'anno, idea di convegni tradizionali dove si parlerà di a alto livello di temi di comune interesse, sia quelli culturali, storici, ma anche quelli che hanno interesse economici, politici, eccetera. Non c'è nessun dubbio che Venezia, cioè la Serenissima, è essenziale per sviluppo non solo culturale, ma anche se vogliamo politico, storico, economico, marittimo, eccetera, dell'Adriatico soprattutto. Sappiamo che l'Adriatico per secoli era chiamato Golfo di Venezia, e Venezia ha lasciato tracce incancellabili, non solo da questa parte, non solo qui, ma dall'altra parte, soprattutto in Istria, Dalmazia e nella cosiddetta Albania Veneta, c'è nel Bocche di Cattaro, c'è il litorale montenegrino. Le ali, come il tema il titolo è Le ali del leone. Le ali del leone erano molto larghe, si allargavano su tutto il Mediterraneo orientale, non solo Adriatico, ma anche su altre parti dell'Europa. Inutile dire a voi quanto Serenissima ha lasciato traccia importantissima nella storia europea, storia economica, politica, culturale, eccetera. E dunque, soprattutto per i paesi adriatici, questo è molto importante. Dico solo in questa zona, solo l'impero romano nei 6 secoli di presenza sull'altra sponda adriatica ha avuto una tale importanza. Questi legami sono stati particolarmente forti con il territorio dell'attuale Montenegro. Ma io vorrei, in questo discorso introduttivo, dove naturalmente non posso illuminare su dati e nuove scoperte storiche, ma fare una relazione parlando un po' della percezione della Serenissima nell'immaginario collettivo e nella storiografia dei popoli slavi, soprattutto dell'altra sponda adriatica. E Venezia, come sapete, era un impero particolare, un impero marittimo, e dunque, creando questo impero, nel corso dei secoli, preferiva la diplomazia, economia, cultura, ma a volte ha usato anche la forza. Dunque non è che è sempre andato liscio, e così sono rimasti alcuni, se vogliamo dire, anche i traumi, i ricordi, però tutto sommato non c'è nessun dubbio che il suo ruolo era, il ruolo della Repubblica di San Marco, parlo dell'altra sponda adriatica, soprattutto Istria, ma soprattutto Dalmazia e Albania, Veneto, c'è il litorale montenegrino, era essenziale per queste terre, sia dal punto di vista culturale, ma anche da un particolare punto di vista, queste terre in Dalmazia e in Montenegro erano alla frontiera verso l'impero ottomano. Dunque la presenza di Venezia, il dominio veneziano, era essenziale per risparmiare a queste terre la conquista ottomana, e li teneva insieme con il resto della civiltà cristiana europea, e che poi, quando è finita con la caduta di Venezia nell'epoca dell'800 e 900, quando là si costruivano nuovi stati nazionali, eccetera, nazionalismi di diversi tipi, eccetera, ma era questa eredità veneziana e anche la cultura slava che si è sviluppata nell'ambito della Dalmazia, anche della Ragusa, la Repubblica di Dubrovnik e nelle Bocche di Cattaro, era essenziale per
far risorgere questi stati, o nascere nuovi, diciamo, stati slavi per i movimenti nazionali, per risorgimenti, diciamo, dell'altra parte dell'Adriatico. Se uno va in Montenegro, chi è stato nel Montenegro, sulla costa montenegrina, basta andare alle Bocche di Cattaro, che è la parte che faceva parte di Venezia quando non era conquistata dagli ottomani e che è proclamata patrimonio culturale dell'UNESCO, e poi spostarsi a sud, andare nelle città di Bara e Ulzi, c'è in italiano Vantivari e Dulcinio, che erano conquistate dagli ottomani nel 1571, poco prima della battaglia di Lepanto della flotta turca, poi rimaste fino a fine dell'Ottocento, e vedere le differenze, cioè, senza sottovalutare altre civiltà eccetera, però insomma, passando un villaggio che anche adesso si chiama Cufini, cioè che viene dal confine storico tra le due civiltà, che non erano solo due imperi o due stati, e due civiltà che hanno anche due religioni come base, no? Insomma, da una parte il cristianesimo e dall'altra parte l'Islam. Ci vedrà differenze che sono ancora oggi assolutamente visibili, non solo nella struttura della popolazione e anche nella struttura religiosa della popolazione, ma nella struttura urbanistica, nei monumenti eccetera, anche se dico a livello culturale che si è creato da una parte e dall'altra parte. E questo vale per tutta la Dalmazia, diciamo, se uno si sposta da quello che una volta era Dalmazia veneta e poi austriaca eccetera, se si sposta verso interno, dove c'era Turchia, c'è il livello culturale è diverso anche oggi. E in quanto si tratta del Montenegro in particolare, la presenza della Serenissima sulla costa era essenziale anche per quella parte continentale che nel 1496 era conquistata dai turchi. Cioè, il Montenegro era prima era un regno nell'undicesimo secolo, poi un principato che poi era conquistato dai turchi nel 1496 come ultimo dei stati balcanici, e presenza della Serenissima sulla costa era essenziale perché i montenegrini cristiani che non volevano, diciamo, erano ostili agli ottomani, si sono rifugiati nelle altre montagne dinariche e come alleati di Venezia hanno cominciato le lotte secolari soprattutto nel 600 durante le guerre di Candia e le due guerre di Morea, e già alla fine del 600 inizio del 700 hanno costruito uno stato, diciamo, indipendente, un piccolo stato che era un'alleanza tribale, una teocrazia che poi nell'800 si è trasformato in un principato laico, poi un regno, ecco, con Re Nicola che era padre di Regina Elena eccetera. Dunque nella storia, anche per quella parte montenegrina che non faceva parte, non era sotto dominio della Serenissima, la Serenissima era essenziale. Però come sappiamo, cioè, in questo periodo, mentre Venezia era importantissima, una delle più importanti potenze, diciamo, non solo mediterranee, ma anche europee, soprattutto era di essenziale importanza per, diciamo, confrontarsi con i turchi sul Mediterraneo, su terra, soprattutto sul mare, ma anche su terra. Però dopo la seconda guerra di Morea, che è finita nel 1718, Venezia, diciamo, esausta di queste guerre, non aveva più forza né voglia di combattere, diciamo, ha scelto un periodo di pace, di neutralità, che per sé è un bene, però ha perso importanza per i popoli slavi che volevano, anche montenegrini e altri, che volevano continuare le guerre per cacciare i turchi definitivamente dei Balcani, e dunque subentrano Austria e Russia che diventano le potenze più importanti per i popoli slavi, dipendeva di quale, c'è per i montenegrini più importanti i russi, per i croati che erano nell'ambito asburgico naturalmente Austria. E Venezia anche nel secolo dei lumi, direi anche in Italia e anche in Europa, cambiava la percezione di Venezia, no? Si vedeva come Venezia ha avuto un illuminismo, come voi ben sapete,
era molto vivace dal punto di vista intellettuale, ma anche dal punto di vista economico non era in decadenza, come si dice spesso, però dal punto di vista politico non riusciva a trasformare la sua, diciamo, secolare struttura oligarchica, eccetera. Tutti i tentativi di riforma sono falliti e dunque in un certo senso veniva vista come un anacronismo, eccetera, e non veniva vista in senso positivo come prima, e soprattutto dopo la caduta della Serenissima che non aveva poteva difendersi da Napoleone, perché e poi c'erano 12.000 membri della cosiddetta milizia oltremarina o schiavori, cioè slavi dal Dalmazia, delle bocche di Cataro, che sono venuti qui, unici che volevano difendere Venezia, però l'oligarchia veneta, diciamo, per ovvie ragioni non aveva, diciamo, né voglia né capacità di difendersi, e in gloriosa fine della Venezia ha cambiato anche l'immagine della Serenissima, non solo tra gli slavi, ma diciamo nell'Ottocento letteratura romantica e cultura romantica spesso rappresentava Venezia come la Repubblica di Venezia come uno stato opprimente, oscuro, trame, inquisizioni, eccetera, che naturalmente non corrispondeva alla realtà. Poi, ciononostante, soprattutto tra gli slavi, per un certo periodo di tempo, soprattutto in Dalmazia e in bocche di Cataro, c'era una speranza che Venezia rinascesse, tanto che questo famoso episodio quando l'ultima volta è stato ammainato Gonfalone Perasco nelle bocche di Cataro, che è stato sepolto in un posto che nessuno ha poi scoperto, perché erano tutti convinti che passate, diciamo, guerre napoleoniche, eccetera, la Serenissima rinascerà di nuovo. Beh, poi naturalmente la speranza si è persa, però nel corso dell'Ottocento e poi anche del Novecento l'immagine di Venezia tra i popoli slavi dall'altra sponda non era tanto positiva come nel passato, per una semplice ragione, perché dopo, appena nata l'Italia, subito dopo, diciamo, anche prima che ha preso Roma, diciamo, ha provato di conquistare questi, diciamo, territori che appartenevano una volta a Venezia, anche se in Italia, diciamo, la storia veneziana nel Risorgimento, ma neanche dopo, non era abbastanza, diciamo, apprezzata e valutata, ma c'era questa voglia di ripresentare l'Italia come erede di Venezia, riprendere tutti questi territori, non solo nell'Adriatico, poi anche nel Grecia, eccetera, e creare un impero adesso italiano. Dunque naturalmente che non ha entusiasmato i popoli slavi, che anche loro, diciamo, emergevano la stessa, era uno scontro di interessi. Dunque c'era da una parte nazionalismo slavo, croato, montenegrino, eccetera, dall'altra parte quello italiano che sfruttava questo mito di Venezia, eccetera. E dunque questo scontro, che non è finito con la battaglia di Lissa, che per l'Italia è finita male, come sappiamo, e poi dall'altra parte nelle navi austriache c'era gran parte dei veneziani e dalmati, che insomma tanto era un scontro anche tra due parti d'Italia. Però questo è finito male, ma il venetismo è continuato, poi non solo nella prima, poi durante il periodo fascista, che poi è finito, come sapete, durante la seconda guerra mondiale, con l'attacco di Italia, diciamo, fascista, insieme con Germania, Jugoslavia, eccetera, e poi occupazione e annessione della Dalmazia, anche delle bocche di Cataro, occupazione che poi naturalmente non è che ha migliorato l'immagine d'Italia, e che l'Italia fascista in questa epoca ha sfruttato, diciamo, anche il mito di Venezia, è venuto, diciamo, questo, noi siamo venuti come noi veneziani, voi siete i nostri fedeli sudditi, eccetera. Naturalmente là non erano entusiasti, hanno fatto una dura guerra e sono stati fatti crimini, una parte, parlo quella italiana, ma anche poi dopo, come sapete, questi episodi, c'è episodi poi Esodo, eccetera, che era anche dall'altra parte. E poi dopo, finito questo, anche, parlo adesso di Jugoslavia, di Titina,
e Jugoslavia, che si presentava, diciamo, come realizzazione di questo sogno slavofilo, eccetera, ha ripreso, cioè, storiografia ufficiale marxista, spesso diciamo, interpretava la presenza di Venezia come un'occupazione dei territori sempre slavi, eccetera, da parte di una potenza straniera, ma anche già nell'Ottocento alcuni scrittori romantici, per esempio il montenegrino Petar Petrović Njegoš, un famoso, diciamo, poeta, uno dei più famosi poeti slavi, eccetera, e come anche un famoso romanziere croato, sempre nell'epoca romantica dell'Ottocento, August Šenoa, ci presentavano Venezia nella stessa maniera. Dunque c'era questa, però sulla costa, ecco, soprattutto nelle bocche di Cattaro, posso testimoniarlo perché appartengo a una famiglia, c'è un famiglia. Non era così, cioè Venezia c'era il pianto di Venezia, perché è rimasto come un'epoca d'oro, quella dell'epoca veneziana, e anche storiografi locali, eccetera, studiosi, eccetera, valorizzavano, scrivevano, eccetera, valorizzando, diciamo, i legami storici, ma anche cultura, i legami culturali soprattutto. E dunque, soprattutto 700 era visto come una epoca d'oro, che a Venezia spesso dice, prima ho detto, c'è un'epoca di decadenza, e anche in Dalmazia, che era passiva abbastanza dal punto di vista economico, cioè, in quanto si tratta di bocche di Cattaro, i bocchesi hanno saputo approfittare di questo secolo di pace, diciamo, che là era rarissimo, e così dal punto di vista economico hanno avuto uno sviluppo straordinario, tanto quando è finita la Venezia le bocche di Cattaro possedevano una flotta delle navi mercantili di lungo corso di 400, c'erano 400 velieri più alcune centinaia di quelle navi più piccole, e poi uno sviluppo economico, uno sviluppo del commercio, eccetera, e dunque questo è rimasto impresso nell'immaginario collettivo come secolo d'oro, diciamo, ma anche secoli precedenti, che erano secoli di battaglie continue, perché eravamo sulla frontiera anche quando Venezia era in pace con l'impero ottomano, c'era sempre una guerra con i pirati, con i turchi, eccetera. Anche questo è visto, diciamo, come secoli d'oro, anche quando si combatteva, ma insomma gesta eroici, eccetera, eccetera. Dunque nelle bocche di Cattaro soprattutto, dico magicamente anche in Montenegro, c'era meno è rimasta l'immagine di Venezia molto più positiva. In Croazia, giustamente, per ragioni di irredentismo e problemi con l'Italia, eccetera, era un pochino diverso, ma credo che ormai siamo nel periodo quando Adriatico si trasforma, non solo l'Adriatico è un mare europeo, ma se adesso si trasforma dal punto di vista politico-culturale in un mare europeo, perché ormai non ci sono cortine di ferro, le guerre dall'altra parte per fortuna sono finite, e ormai Italia, poi Slovenia sono già nell'Unione Europea, Croazia sta per entrare, Montenegro è sul buon punto, Albania siamo un pochino, però tutti i paesi, insomma, ormai pian piano si integrano nell'Unione Europea. Dunque cambia anche la prospettiva di vedere il passato, perché il passato non è, storia è sempre una reinterpretazione, cioè non sono solo i fatti sono incancellabili, ma come li interpretiamo è un'altra cosa. Dunque adesso tutti questi popoli vedono la presenza veneziana, come vedono anche la presenza romana prima, come un segno di appartenenza a grande civiltà europea, e dunque tutti sono interessati di valorizzarla in senso positivo, non falsificando. Infatti c'è battaglie, conflitti, ma questo appare senza un peso ideologico di nazionalismi o di ideologie sia di destra che di sinistra. E dunque quando si tratta del Montenegro, io tanto per concludere volevo dire che in questi ultimi 10 anni, tanto per nominare alcune iniziative che Montenegro, anche questa ambasciata, ha realizzato in questo senso, che qui a Venezia, diciamo, nel 2005 abbiamo fatto gemellaggio con Venezia, Cattaro, Venezia,
E poi nel 2008 abbiamo organizzato a Scuola Navale Francesco Morosini il primo convegno qui su legami storici tra Serenissima e Montenegro. Poi l'anno seguente abbiamo organizzato una bella mostra al Museo Navale Storico qui a nome della marineria del Montenegro, sulle bocche di Cattaro durante l'epoca della Serenissima. Poi nel 2010 abbiamo organizzato a Marciana una bellissima mostra dove erano esposti 1200 oggetti che appartengono al periodo veneziano, barocco, eccetera. E una parte di questa mostra proprio adesso è a Seviglia con un grande successo, eccetera. Poi abbiamo organizzato questi convegni, ecco, adesso ci siamo di nuovo. Dunque io sono convinto che questo convegno è un passo, diciamo, in avanti in questa strada di valorizzare non solo sul Montenegro, diciamo, questi legami storico-culturali tra le due sponde adriatiche. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro buon lavoro.